E dunque una finale che vede in terza corsia Chiara Masini Luccetti e suo il miglior tempo 57,40 per le qualificazioni, ma attenzione alla Ferraioli laggiù. Dalla sesta corsia la Ferraioli è la campionessa italiana in carica, vira lei al comando 26,99 per la Masini Luccetti, il titolo in vasca lunga. La Ferraioli ha vinto gli ultimi 2 titoli italiani in vasca corta. Ferraioli che vanta un tempo di 54,32 inferiore al 55,48 primato della manifestazione della Segat. Ferraioli che ha già ottenuto il record nei 50 all'attacco del record dei 100, sicura la vittoria per Erika Ferraioli, davvero ad una manciata di centesimi dal primato della Segat. Comunque sua la vittoria davanti a Chiara Masini Luccetti 56,24. Jasmine Agnoletto ha la meglio per la terza posizione.